Day one. Attento Chiccale qua. Comunque è utilissima la posizione in tempo reale di WhatsApp, non la uso quasi mai, ma invece è molto utile. Si è perso? Sì, caro, è qua 1 chilometro e si ferma al bar. Io leggerò a Mister Borsa, avrà borse per fin qua. Là. Non fin mezzo le gambe. Io non so quando che fai qua riserva. A 9 km c'è un distruttore, guarda. Boh, sperei. Una biretta, cioè... No, ma adesso viviamo sì, un po'. Giusto per dire, primo brindisi. Non la imbriaghi, però contro di B-Killer forse. Buon dopo. Ma che per la borsa e tutto, Dio. Vabbè. Mi dico qua, spero non li persi per strada, ma non credo. Perché io spero, cioè non so quanti litri, devo informarmi. Con la corda che tiro. We got the numbers. Gonna win, yeah, we're taking over. Come on! Your ballroom days are over, baby. Night is drawing near. Shadows of the evening crawl across the years. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand. Trying to tell me no one understands. Qua venivo a fare van life. Questo, se ti ricordi, era uno dei posti dove facevo la van life. Adesso è pieno di turisti perché con tutti gli Instagram e i TikTokers va di moda a fare ste robe, vedi tu. È un posto bellissimo, su Google Maps lo trovi come Bartania, poi te lo metterò nella... come carico Ah beh sì, perché adesso è anche all'area camper, esatto, una volta non c'era. Bartania, e vediamo cos'altro posso dirti. Tania con la J, e vabbè, te lo trovi nelle puntine, dai, nella mappa del sito. Giochi, parco birre, parco Parco panini, birre. tutto un parco. Sì, anche se si è già detto nelle precedenti puntate, andare via in canotto, il canyoning, rafting, diciamo come che te volti in foresto, è una delle attività tipiche della Slovenia. Beh, bella come area camper, perché poi hai l'Isonzo, il fiume Isonzo per fare il bagno. Guarda quello che porta anche il can, vedi tu? È una... aspetta che te zoom, vedi? È una bella tappa estiva secondo me questa. Però o il focurete, c'è un piatto di calamari con patate fritte in zona turistica, perché scusa se non è turistico qua, 13 euro. Da noi è 25 solo i calamaretti. No vabbè, iniziamo, mi fa voglia i calamaretti, ma iniziamo con tipicità, con i cevapcici e le patate. I cevapcici sono delle specie di salsicce ma di manzo, speziate. Ma sì, ma veramente? Guarda, mi sono un benefattore, perché ogni volta che dice la gente buttare zo dal buron, guarda che risparmia 70-75 euro. Qua non la... No, non la gomon. Un'altra roba, ricordati quando sei in Slovenia che va presa la birra Lasco, che è quella della Cavara, esatto, che è quella sua tipica. Cavaron. Cosa soddisfatto? Ma t'ancora da mangiare, cosa è soddisfatto? No, però era uguale alla fotografia che c'era. Ah, beh sì. Le pastine quelle della Sì. la pastinamento. È vero. E dentro la squacciata di crema. È una bellissima roba in menù a foto di quelli che te mangia. È un posto consigliatissimo, un giorno voglio farlo anche in camper. Ora un altro cimelio storico, l'Aprilia RSV 1000. Vedi, questa è una moto dei tempi che furono. Sigaro. Ma che sigaro. No, guarda che posto ragazzo. Perché l'ho detto...
Sì, no, è un posto tatticissimo per l'estate, perché guarda, qua ti metti a fare il bagno, stai attento che vabbè dopo lì è fondo perché comunque è l'isonzo, no? E guarda, ti giri a quella parte lì, hai l'area camper, qui camper a 20 metri e il ristorantino che fa anche bene, con vista panoramica, quindi come sosta, guarda che questa è 10 e lode, So che l'abbiamo vista tante volte nei video vecchi, però mai d'estate, mai in questo contesto. Temperatura percepita meno 26 gradi. Allora, intanto Camp con la C, Lab RKA è il nome del campeggio. Nelle recensioni si lamentano tutti che è troppo caro, però sono 21 euro al giorno, cioè, ho capito, cioè, non lo so, sì, forse per i prezzi sloveni effettivamente è carissimo, effettivamente sì, però se lo rapportiamo ai prezzi italiani 21 euro ci sta, senza la corrente. Per la corrente devi pagare addirittura 6 euro, no, i servizi a parte, l'elettricità 6 euro aperta. Però non vorrei, Olfo, che gli ha scritto 21 euro a persona, no, a camper, cioè che magari 2 persone col camper gli paga 42. No, non so. Diventa un po' più Tutto più. Perché sei in 4 in una famiglia da 4, cioè te vai in albergo, Dio? sto a casa. Sì, io boh. Con la van life in sala, Fa van life in salotto. la sulla tenda in sala. No, si è fermato. Io lo stavo decantando benissimo. Ho avuto il video mentre te dice autonomia 3 km. Autonomia 3 km. Guarda che bello. Se vuoi il brivido del restare a piedi. Te che conterai i nipoti. Seguici per altri consigli. Zio caro. Che a volta Puoi farne ancora 20. Abbiamo rischiato di rimanere a piedi assolutamente no, però insomma abbiamo avuto un po' di stizza, siccome il suo navigatore ci ha fatto fare un'altra strada, di rimanere a secco di benzina. Ha fatto fare la strada quella principale, porca troia, quella più larga. Proprio in mezzo al cielo, era blu cobalto liscio senza un pelo. La città sotto era un presepe, le luci del tramonto, la scia di un aereo facevano più bello un mondo. Per lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puttane kosovari, poi altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare. Poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao, ciao, ciao. Oh dai che ora di stasera arriviamo come ho finito tutti i bar tour qua. Quell'altra era stupida. Te sti che non ti sa parlare l'inglese, noi che altro. Vabbè, no, comunque una cosa importante, io da anni che lo dico, ho detto un giorno voglio venire qui in moto per capire meglio se è fattibile o no in camper. I miei ricordi erano fondati, certo che è fattibile, ma ci sono strade troppo strette, cioè diventa veramente brutto fare sta strada in camper. Ciao da corsa. Cioè se passa una macchina devi fermarti, cioè capisci? No, assolutamente no. Allora Olfo ci teneva particolarmente a consigliarti questo tipo di Radler, che è col pompelmo però in teoria, non con... Sì, non con la lemonsoda. Buono però, mi sono innamorato, penso che ne berrò tantissime. Si nove a cameriera, di Radler. No, va bene dai. Penso che ne berrò tantissime e cercherò di far scorte in questi giorni. Di Riccione, milioni di persone
sotto il sole, il gelato e l'ombrellone, abbronzati un coglione. Non hai capito ancora che siamo stati sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con gli stessi, tra video e giornali, e noi sempre più lessi a farci abbindolare con la nostra indifferenza, la passione per le cose che non possiamo stare senza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo, è il gioco della vita, ma dobbiamo preparare che non ci sfugga dalle dita, come la sabbia arriva al mare. A parte che ci sarà scritto nel titolo del video, ma io non ti ho detto dove siamo. Stiamo andando al lago Boizinsko, siamo quasi arrivati. Volevo farti questa clip per dirti che prima di arrivare troverai un supermercato aperto anche la domenica fino alle ore 17. Ok, diciamo che anche qui Google Maps non lo usano proprio benissimo. C'è scritto che è aperto la domenica fino alle 17, invece non è vero. La domenica è chiuso. Vabbè. Adesso bisogna trovare il modo di dire anche a Olfo questa bruttissima notizia. Questa notizia brutta. Non accettavano prenotazioni, ragazzi. E invece il solito culo dell'Olfo, gentili con vedo, è mandato fino a quella grande, la extra tenda. Esatto, e le signorine ti trovano un posto per la tenda. Allora ragazzo, queste, 20 euro e 50 centesimi a testa per la tenda, il camper non lo so, però ti dico il posto merita, vedrai nelle prossime dopo mini market, bar, docce. Sì, adesso si è accessoriato anche le docce e il mini market, esatto. Sì, è un po' la gestione del parcheggio, un po' selvatico, come solo gli stranieri ci sanno insegnare, ossia che chiedono tanto e non danno un cazzo, quindi semplicemente ti butti alla rinfusa e te paghi 20 euro a testa. Boh, mio parcheggio qua. Io Olfo da oggi, durante questo soggiorno nel coso qua dove siamo, nel Boizinska, ti chiamerò Olfinska, che non mi dimentico. Volevo rimarcarti per l'ennesima volta che ti sconsiglio assolutamente di venire qua in camper, cioè proprio la strada, soprattutto insomma, nei periodi trafficati, no, è troppo ripida, troppo stretta, troppi lavori in corso, troppe, no, non esiste. E quindi sì, se ci vieni in auto o in moto, guarda, sono quasi tutti in tenda, i camper e 4 del numero là, voglio dire. E ci sono le docce, perché mi raccontava la ragazza della reception che si è cambiato giustamente negli anni. Ci sono le docce, c'è l'alimentari e il baretto. L'unica cosa che c'era una volta era il baretto, diciamo una barchetta di legno che faceva colazioni, adesso è anche ristorantino, quindi hai proprio... C'è la Radler? La Radler, esatto, che piace a Olfo, ricordate provarla, qui al Pompelmo. E il coso Paitosatei, vedi tutte le giostrine. Sì, no, tanta, adesso è un campeggio vero e proprio. Sì, ho capito, lei è Radler, ok, mi raccomando, c'ho la Radler perché sennò veramente qua Olfo ti spacca a bottiglia. E no, sì, vabbè, ha perso un po' di quel fascino. Buonissima la Radler. Spettacolo. Spega il giro, ragazzi, tu fate la foto. Sì, no, che l'ho fatta. Boom. Ragazzi, che mostra al prossimo bar, che domanda. Ha perso un po', dicevo, di quel suo fascino quando tu entravi e non c'era niente, cioè c'era la baracchetta, quella là di legno che è per le colazioni, e per il resto tutto boschi e foreste, un po' come vedi adesso, ovviamente con molte meno auto, esatto, e molte meno tende. Poi probabilmente dipende anche dal periodo. Io credo di esserci stato anche a luglio perché ho fatto il bagno al lago, quindi era piena estate. Mamma mia, non ho mai visto così tanta gente. Qua no? No, perché non c'è tanto spazio, sconnetto. Secondo me è al più piano vicino al fufo. Guarda lì anche la barchetta, guarda, e diventa un campeggio full optional. Guarda, cioè a noi non serve, ma lì a corrente poi tende, gli varrà il frighetto probabilmente, sì, sì. Il frighetto, poi arrivavi in campeggio, ti fai le docce, sì. Che storia. Oh, tasi che sei anche Olfo, Dio caro, vedi a non controllare bene le cose, che dopo a volte sembro quasi maniaco a controllare tutto, aver tutto preciso. Stavolta sono andato più sciallo, ho detto prendo la tenda, tac e via, e questa è solo la copertura.
quindi ho lasciato a casa la tenda, praticamente ho portato solo la copertura esterna. Porca troia, e i bacchetti, vabbè, ma manca la tenda vera e propria. Che per una tenda che non è È vero adesso che dico? Guarda che vacanza tipica, ho anche i birre, quei tipiche perché hanno il drago del Lubiana, qui è del ponte del Lubiana, e da Drio che c'è Lubiana disegnata, cioè da Drio sotto, vedi? Ci sono anche le canoe lì a noleggio. Sì, perché me l'ha portata nella tenda, ma mi ha portato la tenda. A parte quello, vabbè, che Sì, vedi tu andare via a scialli, sì. hanno essa precisini cosa che sì. succede. Quando ti si precisino sta roba non succede. Per fortuna che è un po'. No, io poi no, a Tasi andava bene perché se ero io da solo mi tocca andare via, o troviamo un alberghetto, ma alberghetto dubito con tutta la gente che c'è. Ma che tipici? Ma che devi stare? Sarà tutto strapieno. Ma no, comunque no, cosa importante, io ho avviato questa clip per dire che ti ricordi ieri, oggi non lo so, avevo iniziato un discorso dicendo guarda che secondo me qui in Slovenia le aree camper piuttosto che i campeggi eccetera, quando ti danno il prezzo si intende a persona, ok? Quindi sta attento, cioè metti sei una famiglia di 8 persone, faccio un esempio, dici io ho la mega tenda a risparmio, sto cazzo, cioè tu puoi avere una tenda o 8 tende, il prezzo non cambia, sono 21 euro a persona, hai capito? Eh sì, no, un'altra cosa tipica di questo posto quando non era così turistico tanti anni fa è che capitava, ho anche le foto che non posso pubblicare giustamente, che trovavi delle signorine con la vagina fuori che facevano il bagno qua tranquille davanti a tutti, quindi era un campeggio un po' particolare, una volta era molto simpatico, per carità brutte come a fame, però era simpatica l'idea. No? Te fa Cosa? Te fa cortesie per i tendaristi? Che cazzo, no, ma serio, Dio caro! No, è fantastico, guarda, il tipo ha una pompa, guarda, che gonfia sia in teoria in aspirazione che in espirazione, cioè gonfia sempre sia che te tiri su che te... Porca miseria. Però stavamo parlando del fatto che sia giusto o no pagare i 21 euro. Io la vedo un po' come una cosa triste, la privatizzazione di un luogo naturale. In compenso però metterei invece a pagamento i bagni, le docce, perché quelle, scusa, non è una cosa che ti fornisce la natura, è una cosa privata che qualcuno spende soldi per farla, per tenerla pulita e per pagare la bolletta della luce, dell'acqua, quindi anche rincarerei un pochino i costi, i prezzi del ristorantino e di tutto quanto, ma non farei pagare per appoggiare il culo su un pezzo di terra che un tempo era di tutti. O su una pompa che continua Uno dei miei posti preferiti. Comunque non è questa la spiaggia tattica che ci portiamo domani. So, ora se vieni a fare la van life sei proprio in riva al lago, no? Letteralmente. Guarda questo dove è la piazzola. Il problema è che ci ho visti i camper, ci passano, ma è tutto un fermarsi, c'è proprio tragica, in più è tanto ripido, la ripidità è dal 10 in su, 10, 12, 14, capito? Quindi sconsiglio, cioè con furgone magari sì, ecco sì, col furgone sì. In questa puntata di cortesie per i tendaristi possiamo notare come questa tendenza un po' abbastanza malsana di non ricevere i clienti e di portare dentro i bagagli continui, si perpetui all'infinito. Certo si dice che la vita di campeggio sia una vita spartana, spoglia di tutti i lussi superflui, voglio dire, non appena arrivato in campeggio nessuno ha preso la mia moto e me l'ha parcheggiata. Contemporaneamente prova anche a dire Ambrogio la mia non è proprio fame, varia un certo languorino e non si avverte il costo di Ferrero Roger, cioè se ne indecenza Dio caro. La fortuna è da 4 sta tenda qua. Appunti, come abbiamo già avuto modo di spiegare nei video precedenti, nelle puntate vissute in tenda, non vi è la disponibilità di un climatizzatore né di un deumidificatore né tantomeno della truma, del guebasto, del frighetto eccetera eccetera. È una van life un po' particolare. Aspetta, volevo quello che può essere il video. No, ho perso la tenda, adesso oddio mi tocca dormire nel bosco, dispersi nel bosco. Distrutto tutto. Tutto. Allora, io sono andato un disastro di volte in tenda, ti posso garantire che se hai una tenda adeguata con il materassino adeguato, il saccappello adeguato e vai in posti insomma dove non si va a soffrire, dove non c'è un eccessivo caldo umido,
è un'esperienza piacevole, rilassante, non credere che sia una cosa proprio wild, eccetera. Sei comunque al coperto, sotto hai un materassino, un cuscinetto, quindi vai tranquillo che è una cosa per tutti. Certo, appunto dipende anche dal posto che scegli. Ti ricordi quella volta in Val di Fassa abbiamo fatto la notte in bianco perché faceva troppo freddo, un'altra volta in Croazia ho fatto la notte in bianco perché faceva troppo caldo, e quindi hai capito, bisogna trovare anche il periodo giusto, il posto giusto. Sergio Fong da alla reception, pensati perfino a barchetta che passa al campeggio. Il cane che nuota, che forte, guardi. È bellissimo. Qua sei sempre all'interno del campeggio, ragazzo. È bello come campeggio. Più che altro hai sempre questi giochi di colore durante quasi tutto l'anno che si creano su queste montagne, che crea questo effetto sfumato. Guarda, c'è anche il banchetto della frutta e della verdura. Ormai a quest'ora ok, non c'è più niente. Ma sì, tu non provare ste robe. Occhio che ci sono i doppi bagni e docce, quelli vicino all'entrata, e sono nuovi, quindi ricordati di andare qua. Se vieni in questo campeggio, insomma, ecco, studio, raccontate quello che c'è. Guarda chi che le là, Uga! Sì, vedi tu. Guarda che lì anche tu hai attività per noi altri, vedi tu, il beer tasting. Se appena finito di pranzare, subito ancora devo mangiare no. Ele é outro dia, cara. Não tinha amanhã, mas Sì, all'estero però hanno le idee un po' confuse. Cioè una margherita, che sarebbe margherita, 11,50 €. Quando da noi, non faccio i nomi, una pizzeria da Skei costa 5 € la margherita. E Jesolo è località turistica, ragazzo. No, vabbè, Ulfo, dopo la margherita le ho viste tutte. Spritz all'Aperol 8,50 €, cioè il più costoso in Italia, cioè in Italia, nel nord Italia dove l'hanno inventato costa 4,50 €, più costoso proprio, se no costa 3 € uno spritz. È bellissimo perché non c'è neanche un italiano, parlano tutti foresto, e quindi io e Ulfo stiamo facendo praticamente la cover di Germano Mosconi. Aspetta, mi ciappo avanti e faccio il video a targa del Subaru qua, che la parcheggia in massa vicino al mio Ducatone. Prima non avevo la mia una laurea per andare fuori senza buttare mezzo il Ducatone. Dai, porco can. Vedi? No tenda, vabbè, ci sta, e no fuochi. Una volta si facevano i fuocherelli alla sera in riva al lago. Vedi come cambia i tempi. Probabilmente è sempre per una questione di numeri, no? Che si dice un fuocherello non fa niente, se dopo gli tacca 50 fuochi. Guarda che però le anche i sassi là. Gli vedo i fuochi, ma gli ha fatto il pareggio. Ti vieni qua tocca canetta e te c'avi il sushi. Te volevo farti vedere anche il panorama, ok? Perché è uno dei miei posti preferiti questo. Però immaginarti la mattina aprire la cosa della tenda, wow, e vedere sta montagna che si specchia nel lago, ok? Perché io di solito la tenda la mettevo lì, dove c'è quello lì. Tanta roba. Se tu vuoi venire col camper, ti ripeto, io te la sconsiglio la strada, però sai, se sei un furgonato o se sei uno di quelli, insomma, che ha esperienza di ste robe, di salite particolari, con strade molto strette, eccetera, allora vieni, che c'è posto. L'unico problema, te l'ho già detto, è che qua non accettano prenotazioni, quindi rischi di arrivare, trovare pieno, e cosa fai? Torni indietro? Cioè, è un casino. Io è già bella fonda qua, se ti tuffi. Qua. Questo, ragazzo, è lusso. Non è libertà, andare in giro in moto, eccetera. No, non è libertà, anzi, la moto e il camper sono una robe che ti dà meno libertà in assoluto, perché te cade a pagare ste robe, ok? Anche se tu dici, io guadagno, poi mi fermo e mi godo, certo, però nel momento in cui tu ti fermi e ti godi ste cose, adesso lascia stare il campeggio, metti anche che sei in libera, ti pianti la tenda in un bosco, ma comunque devi mangiare, un giorno dovrai pagare il commercialista, e tutte le tasse, l'INPS, eccetera eccetera, hai capito? Quindi questo tempo di riposo costa tantissimo, è un lusso, hai capito? Dico questo perché a me piace sempre dire le cose come stanno, non mi dà fastidio quando si parla di libertà, di tutte queste stronzate, di viaggiare, eccetera, perché non è vero un cazzo.
Cioè sono dei lussi che tu ti puoi concedere quando hai lavorato, ti sei guadagnato dei soldi. Cioè, diciamo le cose come stanno, ragazzi, perché veramente ci stiamo un po' rincoglionendo, ok? Ci stanno abituando a essere rincoglioniti e non va bene. Guarda Ulfo che si mette a fare foto artistiche, vedi tu. Guarda. Giù che il casca in acqua adesso. Quanto che ride se il casca in acqua. Non t'hai idea quanto che ride. Non so, comunque mi raccomando ragazzo, ripassa sempre le lingue, magari anche l'inglese che è quella più diciamo utilizzata in tutto il mondo, perché io praticamente non so cosa le ho detto alla reception, no, non ho detto a Cevapcici, ma mi ha fulminato, cioè di brutto proprio, cioè mi ha ucciso con lo sguardo. Praticamente le ho detto che la ricarica non funzionava e lei mi ha detto che poteva caricarmela lei reception, però non so, ma infatti adesso andiamo a riverificare la lingua che domanda l'autobus per arrivare fino al posto dove dobbiamo andare, perché se ti muovi con l'autobus, sa stare il costo che è solo 2 euro, ma vuoi metterla qua la moto e la comodità di muoverti con l'autobus, tanta roba. Siamo pronti a prendere parole dalla tipa? Aspetta, faccio questa tra virgolette clipping GoPro perché il telefono è a caricare. Volevo dirti che ci sono un disastro di posti camper, veramente un disastro, e nonostante tutto è tutto esaurito. È scuro, non vedi niente. Questo è l'immancabile furgone dei pompieri, perché i tedeschi ha sempre i furgoni e i camion dei pompieri. Perché faccio qua sta tenda di Ulfo, ecco qua, mettiamo un fianco, arredemo un fianco. E le sere a casa di Ulfo si vede, beh è il lago, Dio caro, si vede anche il lago, cioè Cristina Salerni là no, puoi fare anche la versione col lago. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper.